Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i titoli dei principali fatti del nostro telegiornale. A Catania è indagato per violenza sessuale su una collega Giuseppe Reina, ex primario all'ospedale di Paternò, era direttore sanitario, ora direttore sanitario dell'ASP di Catania. Il medico sospeso per un anno avrebbe fatto pesare il suo ruolo sul personale femminile durante i turni di lavoro. Corse clandestine all'alba sulla circonvallazione di Acate, trasformata in pista per calessi, un fenomeno che intreccia degrado, scommesse illegali e criminalità organizzata. Il maxi traffico di marijuana dietro l'attività di un'azienda agricola a Partinico nel Palermitano, 4 gli arresti per un imponente giro d'affari. A Caltanissetta la droga era nei sacchetti di patatine. A Messina si è chiuso il processo per la morte di Sala Campanella dopo il suicidio in carcere di Stefano Argentino. I genitori della studentessa però annunciano che presenteranno denuncia contro la madre del ragazzo per favoreggiamento e concorso nella commissione del reato. Preoccupati ma determinati ad andare avanti gli attivisti della flottiglia. Dopo gli attacchi subiti nella notte, le imbarcazioni prenderanno in largo domani da Augusta dirette a Gaza. Trova un portafoglio con 700 euro nel messinese e lo restituisce al proprietario. Protagonista di questo gesto esemplare di onestà, un giovane senegalese che vive a Catania come venditore ambulante. Contro l'ordinanza del sindaco De Luca sui rifiuti a Taormina nasce il comitato Diritto al Sonno, che contesta gli orari notturni di conferimento dall'1:30 alle 5 del mattino. Per il calcio, Torre del Grifo, il logo ma anche il recente mercato, alcuni dei temi trattati in conferenza stampa dal direttore generale del Catania Zarbano e dal direttore sportivo Pastore. Ancora una buona giornata, cominciamo il nostro telegiornale con un'indagine per violenza sessuale su una collega che riguarda Giuseppe Reina, ex primario ed attuale direttore sanitario dell'ASP di Catania. Per lui è scattata la sospensione per un anno. La procura ne aveva chiesto l'arresto. Lorena Dolci. Lui primario, dirigente sanitario in carriera, arrivato a scalare il vertice dell'ASP di Catania. Un alto papavero col potere conquistato in corsie di ospedale e sale chirurgiche. Un potere che ha consentito a Giuseppe Angelo Reina, 63 anni, attuale direttore sanitario dell'ASP di Catania, di abusare di colleghe, non solo avanze, ma anche atti di violenza sessuale. Secondo l'accusa, quando era primario delle unità operative complesse di chirurgia di Biancavilla e di Paternò, avrebbe tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali dal personale femminile della struttura, forte del suo ruolo gerarchico e anche durante i turni di lavoro. Di vari episodi contestati dalla procura e che sarebbero andati avanti per anni, il GIP ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza per una sola violenza sessuale commessa nei confronti di una collega donna, medico chirurgo e sua sottoposta. Approfittando dello stato di soggezione della vittima, contesta la procura, l'avrebbe indotta a subire atti sessuali, episodi avvenuti anche in presenza di pazienti e con gesti così rapidi, scrivono i magistrati, da impedire alla donna di sottrarsi alla sua azione, di difendersi o comunque di manifestare anche soltanto il suo dissenso. I fatti contestati sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza. Con l'accusa di violenza sessuale, la procura di Catania aveva chiesto l'arresto di Reina, ma il GIP ha concesso solo la sospensione per un anno da tutti gli incarichi. La procura deciderà se impugnare il rigetto. E domenica scorsa all'alba la circonvallazione di Acate è diventata pista per un'ennesima corsa clandestina di calesse, un fenomeno che intreccia degrado, scommesse illegali ma anche criminalità organizzata, che ora preoccupa anche le istituzioni locali. Gerry Italia. Cavalli lanciati al galoppo preceduti da una staffetta di scooter e moto ad alta velocità. Così all'alba di domenica scorsa la circonvallazione di Acate si è trasformata ancora una volta in pista clandestina. Poco dopo le 5:30 del mattino decine di giovani, anche minorenni, hanno assistito e documentato la corsa con video diffusi sui social a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri. Scene che raccontano non solo la sfida illegale ma anche il disprezzo per le regole e per lo Stato. Perché dietro a queste competizioni si muove un sottobosco di stalle abusive, cavalli
tenuti in condizioni di degrado estremo e doping per aumentare le prestazioni. Un giro che secondo l'OIPA vede la partecipazione non solo di pregiudicati, ma anche di giovanissimi sempre più attratti da questa subcultura dell'illegalità. Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, rilancia l'appello alle istituzioni: servono controlli costanti e un fronte comune per fermare un fenomeno che rischia di radicarsi nel tessuto sociale. Le indagini sulle corse clandestine hanno già svelato in passato legami con la criminalità organizzata e la presenza di fantini con precedenti penali. È lo stesso motivo che portò nel 2009 alla sospensione del Palio di San Vincenzo, tradizione storica della città, che il sindaco vorrebbe ripristinare. Non posso che esprimere un grandissimo rammarico. Acate è indissolubilmente legata al cavallo, vista la tradizione ultracentenaria di un palio che purtroppo non si tiene da qualche anno e che noi come amministrazione vorremmo riportare in auge. Episodi del genere che vanno fortemente condannati ovviamente non ci aiutano su questa strada. Oggi, con nuove generazioni coinvolte e un giro d'affari che non si ferma, il timore è che Acate torni a essere epicentro di un'attività criminale diffusa e radicata. E adesso andiamo a Partinico, nel Palermitano, dove un'azienda agricola era in realtà una copertura di un maxi traffico di marijuana. 4 le persone arrestate, un giro d'affari importante sotto un'attività che apparentemente risultava legale. Marco Gullà. Apparentemente era dedita alla coltivazione di cannabis light, ma in realtà nascondeva un vero e proprio traffico di marijuana ad alto principio attivo. Operazione antidroga della polizia Partinico, dove è stata scoperta un'azienda agricola che era stata convertita in produzione di canapa indiana. Il giro d'affari superava il €500.000. L'azienda partinicese produceva marijuana, 4 persone finiscono ai domiciliari, obbligo di dimora per gli altri 2 indagati. Le indagini hanno permesso di scoprire il ruolo dei 6 che svariavano dalla coltivazione, essiccazione e confezionamento della droga. Un'organizzazione capillare dell'attività da effettuare grazie a specifiche competenze nel settore agricolo e alla disponibilità di terreni di proprietà e macchinari adatti alla pulitura delle foglie di marijuana. Lo stratagemma utilizzato consisteva nell'alternare la cannabis light del tipo purple, del tutto legale, con piante di canapa indiana ad elevato coefficiente drogante, così da camuffare la produzione vietata. Lo smercio, secondo gli investigatori, avveniva soprattutto nella zona di Partinico, Cinisi e Trappeto, un mercato florido che garantiva ai 6 indagati guadagni importanti sotto un'attività che risultava legale. E la droga veniva nascosta nelle buste delle patatine, mezzo chilo di marijuana sequestrato a 2 giovani agrigentini che sono stati fermati dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Davide Sardo. Droga nascosta dentro le buste di patatine. È quanto hanno scoperto i finanzieri di Caltanissetta, che nel corso di un controllo hanno arrestato 2 giovani agrigentini trovati in possesso di mezzo chilo di marijuana. L'operazione, ribattezzata Delivery Express e avviata lo scorso gennaio, aveva un obiettivo preciso: colpire il traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene. La sostanza stupefacente era stata occultata in modo singolare all'interno di confezioni di snack nel tentativo di eludere i controlli. Ma le fiamme gialle hanno bloccato i 2 giovani in flagranza di reato. Il sequestro, spiegano gli investigatori, avrebbe fruttato sul mercato oltre 9.000 euro. Il GIP, su richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto e imposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Sicilia. È morto l'ex presidente del Palermo Paul Baccaglini, si è suicidato in casa a Milano, aveva 41 anni, a ritrovare il corpo senza vita è stata la compagna. Era nato negli Stati Uniti, salito alla ribalta partecipando come inviato delle Ieni, quindi poi l'entrata nel mondo della finanza, la trattativa d'acquisto per la società Rosanero, della quale è stato capo per 5 mesi, da marzo a luglio del 2017. Adesso andiamo a Messina, si è chiuso il processo per la morte di Sara Campanella, per la morte di Stefano Argentino, ma i genitori hanno depositato un esposto denuncia nei confronti della madre di Argentino. Il servizio di Francesco Triolo.
Non luogo a procedere per estinzione del reato, per morte del reo. La sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Messina dopo una breve camera di consiglio del processo a Stefano Argentino, suicida nel carcere di Gazzi dove era detenuto per il femminicidio di Sara Campanella, chiude il processo penale ma non la vicenda giudiziaria. Il colpo di scena arriva con la presentazione da parte dei legali della famiglia di Sara di una memoria nella quale annunciano che presenteranno un esposto alla Procura di Messina nei confronti di Daniela Santoro, la madre di Stefano Argentino, per valutare se sussistano le ipotesi di favoreggiamento e concorso nella commissione del reato commesso dal figlio che era imputato per omicidio aggravato premeditato. Depositati anche dei messaggi in cui la madre gli scriveva dai tempo al tempo volere e potere, ma addirittura Stefano Argentino chiamava Sara mongola mentre chattava con sua madre e metteva la stessa anche al corrente dei suoi pedinamenti. Vogliono andare avanti, quindi i familiari di Sara lo vogliono fare per darle giustizia. Sinora c'è stato silenzio necessario per un dolore così grande, ma noi siamo qui per la giustizia di Sara, perché Sara deve avere giustizia. Vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, e allora si trovino. Voi pensate che siano responsabilità della mamma di Argentino? Non mi esprimo. Ci saranno i miei avvocati che stabiliranno il tutto. Cosa vi aspettate adesso? Solo un istante. La verità, quella che sinora è stata cambiata, adattata alle proprie convenienze. All'udienza non era presente nessuno della famiglia di Argentino, ma c'era l'avvocato Stefano Cultrera. Mi lascia un po' basito perché se effettivamente, come è stato detto, queste responsabilità emergerebbero dagli atti di indagine, come mai allora non è stato proprio il PM in corso di indagine, quindi quando ancora Stefano era vivo, a fare una variazione del capo di imputazione e iscrivere altre persone al registro degli indagati? E a Palermo saranno assunte dall'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali 2 donne vittime di violenza, già rilasciati i relativi nulla osta necessari per l'ammissione al lavoro delle 2 donne che avevano fatto regolare domanda. La Sicilia è la prima regione d'Italia ad attuare quanto prevede una nuova legge nazionale a favore di chi ha subito degli abusi. E adesso ci occupiamo della vicenda Montante. Si è costituito nel carcere di Bollate vicino Milano Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani, accusato di aver condizionato la vita politica nella regione siciliana attraverso una rete di funzionari pubblici infedeli. Dovrà scontare una pena non inferiore a 4 anni e 5 mesi. Manlio Viola. Per oltre un decennio, forse anche 2, ha condizionato la vita politica siciliana grazie a una serie di dossier su uomini e donne delle istituzioni a tutti i livelli che aveva raccolto nel tempo grazie a una vera e propria rete di informazioni riservate. Ora deve rispondere di almeno 3 episodi di corruzione e di accesso abusivo alle banche dati delle forze dell'ordine. Si aprono definitivamente le porte del carcere per Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani. Si è costituito lui stesso ieri sera nel carcere di Bollate a Milano. Montante dovrà scontare una pena definitiva non inferiore a 4 anni e 5 mesi. La sentenza di condanna è ormai passata in giudicato per decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato una parte della stessa sentenza di secondo grado, quella riguardante l'associazione a delinquere, ma confermato la corruzione. Rispetto agli 8 anni cui era stato condannato in appello, Montante dovrà scontare una pena più lieve, ma questa pena non potrà essere inferiore a 4 anni, 5 mesi e 20 giorni. Per questo la Corte d'Appello di Caltanissetta ha deciso di non attendere l'udienza di riconteggio e ha emesso un decreto di esecuzione pena che è stato notificato al legale di Montante e alla squadra mobile per eseguire l'arresto. Montante però non era in sede ed è stato lui stesso a scegliere di costituirsi a Milano. Nelle prossime settimane a Caltanissetta si terrà l'udienza che stabilirà per quanto tempo dovrà restare in carcere l'ex uomo potente di Confindustria. Secondo i calcoli dei magistrati si parte almeno da 6 anni e non 4 anni e mezzo, ma saranno sicuramente meno degli 8 originali. A questi andranno sottratti 1 anno e mezzo di detenzione in attesa di giudizio ed è certo che la difesa presenterà da subito una istanza al Tribunale della Libertà anche prima che il riconteggio della pena sia definitivo. Adesso torniamo alla notizia di apertura, cioè sull'inchiesta che riguarda l'ex primario all'ospedale di Paternò, direttore sanitario dell'ASP di Catania. C'è una nota proprio dell'azienda sanitaria di Catania che ha preso atto del provvedimento del GIP e ha sospeso per 1 anno il direttore generale sanitario, Giuseppe Angelo Reina, per una violenza sessuale nei confronti di una dottoressa. I fatti oggetto dell'ordinanza, sottolinea l'ASP, impongono un atteggiamento di rigorosa
rigorosa attenzione, rispetto e anche responsabilità a tutela di tutte le persone coinvolte, della collettività e delle istituzioni. Adesso andiamo ad Augusta, nel siracusano. C'è tanta preoccupazione, ma c'è anche determinazione ad andare avanti tra gli attivisti della flottiglia dopo i 2 attacchi subiti nella notte. Le imbarcazioni prenderanno il largo domani ad Augusta, dirette a Gaza. Francesco Aloi. Nelle ultime ore 2 attacchi a 2 imbarcazioni della Sumud Flottiglia, questo non vi intimorisce? No, assolutamente, anzi ci aspettavamo degli attacchi del genere, magari non ce li aspettavamo con queste tempistiche così in fretta e magari speravamo non capitassero 2 di fila, ma sicuramente non è un gesto che ci spaventa o che ci fiacchi nell'animo. La Global Sumud Flottiglia non si ferma. Gli attacchi subiti dalle 2 imbarcazioni, la Family, con a bordo anche Greta Thunberg, e la Alma, preoccupano e fanno riflettere. È un tentativo previsto, è abbastanza scontato di spaventarci, sappiamo quali sono le loro intenzioni, ma come puoi vedere non siamo spaventati. Quindi. La data segnata in rosso è l'11 settembre. Le imbarcazioni lasceranno il porto di Siracusa alla volta di Gaza. A bordo, oltre ai tanti volontari di 44 nazioni, gli indispensabili aiuti umanitari. Noi porteremo delle 500 tonnellate raccolte circa, saranno 45 quelle che abbiamo stoccato nel porto e stiamo ultimando di caricare sulle barche. Sono suddivise in pacchi da 20 kg, già in formato famiglia. Intanto qui ad Augusta si ultimano i preparativi prima di mettersi in viaggio. Hanno provato a intimidirci, però siamo carichi, anzi le notizie che arrivano da Tunisi ci danno solo più forza. Ma la Sumud Flottiglia è entrata anche nel dibattito politico. Le opposizioni chiedono alla Premier Meloni chiarimenti sugli attacchi. Dalla Farnesina Tajani risponde che non è compito dell'Italia fare indagini. A bordo ci saranno anche esponenti politici. Il senatore dei 5 Stelle Croatti ha detto: gli attacchi non ci fermano. Ha trovato un portafoglio con 700 euro e lo ha restituito al proprietario. Il protagonista di questo gesto esemplare di onestà è un giovane senegalese, uno dei tanti venditori ambulanti. Lorena Dolci. Ecco Samba e Salvatore, una foto che racchiude una piccola storia di onestà, un gesto raro che diventa eccezionale quando contraddice tante narrazioni sugli stranieri che arrivano in Italia. Samba Youm infatti è un senegalese di 31 anni, uno dei tanti Vukumpra che ci capita di incontrare nei mercatini. Sabato scorso trova per terra un portafoglio, dentro ci sono 700 euro e documenti. Samba rintraccia il proprietario e 2 giorni dopo parte da Catania e lo riporta a Salvatore Monaco, un elettrauto di Giardini Naxos, che racconta commosso quel gesto inaspettato. Ho premesso anche che non hanno toccato nessuno, c'erano ingenti somme nel portafoglio, non hanno toccato nulla. Poi non le dico la bontà di questi ragazzi che non volevano neanche che io lo compensassi con qualcosa, cosa che io ho fatto, giustamente ho fatto il mio dovere. In questo video girato dal nipote di Samba, il momento della consegna, fatta proprio come si vede, senza aspettarsi niente in cambio. Vi ringrazio di cuore, loro, la loro umiltà, la loro dolcezza, ragazzi che meritano di stare in un territorio come l'Italia, che a volte ci sono dei pregiudizi, ma non tutti siamo uguali. Un grazie ed un impegno. Farò di tutto, dice l'elettrauto, per garantirgli un posto regolare nel nostro mercatino. Adesso andiamo a Taormina, dove l'ordinanza del sindaco De Luca sul conferimento dei rifiuti cancella il diritto inviolabile del riposo. Queste sono le affermazioni del Comitato Diritto alla Sonno, che si è costituito dopo le nuove regole di conferimento che sono state indicate proprio in un'ordinanza dal sindaco De Luca, che impone, pensate, ai cittadini di gettarli tra l'1:30 di notte e le 5 del mattino. Desiree Ferlito. Una signora anziana che dal balcone della sua abitazione in prossimità del corso di Taormina si disfa di un sacchetto della spazzatura gettandolo dal balcone. Il video della signora, condiviso sui social dal sindaco De Luca, non possiamo mostrarvelo, è stato lo stesso sindaco a rimuoverlo dopo essere stato rimproverato dalla madre. Ma questo è servito ad accendere la già calda battaglia per l'ordinanza sugli orari di conferimento dei rifiuti a Taormina, che obbliga i residenti del centro storico a conferirli tra l'1:30 e
e le 5 del mattino per 7 mesi l'anno. È una regola che colpisce soprattutto anziani, lavoratori e persone fragili che evidentemente hanno delle difficoltà a farsi aiutare da parenti e amici in quegli orari notturni. La polemica sui social è stata immediata, una gogna mediatica contro una donna anziana, il volto disumano di questa ordinanza, scrive il Comitato per il diritto al sonno, uno dei principali soggetti oppositori del primo cittadino, che chiede orari di conferimento più urbani. Noi ci siamo subito schierati in modo solidale con la signora e chiediamo nuovamente con forza che venga ripristinato il nostro diritto, il diritto a riposare, il diritto di avere almeno 7-8 ore consecutive di sonno. Azioni di questo genere rischiano di allontanare i residenti dal centro storico e trasformare Taormina in quello che è un palcoscenico senza anima. E adesso ci fermiamo, facciamo una breve sosta, le altre notizie subito dopo. Siamo di nuovo insieme e riprendiamo con l'omaggio della banda dell'esercito italiano al Cigno Catanese. Ieri sera un concerto alla Villa Bellini per inaugurare la tournée siciliana dell'Ensemble, sul palco anche gli allievi del Conservatore. Orazio Longo. Sul palco anche gli studenti del Conservatorio al fianco dei musicisti della banda. L'esercito italiano ha reso omaggio a Vincenzo Bellini, il Cigno Catanese di cui ricorre quest'anno il 190° anniversario della scomparsa. Sotto la bacchetta del maestro Filippo Cangiamila, l'Ensemble ha proposto un programma variegato, dalla Sinfonia della Norma di Bellini alla Fantasia per clarinetto di Carlo della Giacoma sui motivi della cavalleria rusticana di Mascagni. La banda dell'esercito è formata da moltissimi orchestrali siciliani o di origine siciliana. Io stesso sono nato a Palermo circa 40 anni fa, quindi per noi è veramente un motivo di orgoglio. In un momento storico in cui gli eventi internazionali ci pongono di fronte a divisioni e conflitti, sentiamo più che mai il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, ha detto il sindaco Trantini. E nulla unisce, a mio avviso, più della bandiera, più del nostro tricolore che ci avvolge, ci fa sentire riparo. Una città che si tinge di cultura perché è una città che con la cultura si vuole riscattare, vuole rinascere, vuole riemergere, vuole veramente risorgere così come nel nostro DNA. A concludere la serata, l'inedito Terra Sicula, eseguito per la prima volta, è l'inno di Mameli cantato da Lucia Rubero. E adesso i nostri auguri di buon compleanno a Salvo Saitta, uno dei padri del teatro catanese. Compie 80 anni, il suo ricordo della carriera questa sera è una grande festa al Teatro Musco. Desiree Ferlito. Quanti spettacoli hai fatto? C'è solo chi che hanno fatto 100 film. Io ho fatto 10 film e 177 lavori. Salvo Saitta, volto storico del palcoscenico catanese, tra i pilastri del teatro siciliano, celebra oggi 80 anni, 177 spettacoli e una vita trascorsa a calcare palcoscenici. Intanto auguri. Grazie. Quanti di questi dedicati al teatro? Diciamo 70, perché a 10 anni cominciai a giocherellare con il teatro e giocherellavo perché già lo avevo in me il teatro. Mio papà, mio hermano, come facevo io ora, mi portava a teatro perché mio papà, essendo vigile del fuoco, mi faceva girare tutti, mi portava con sé e andavamo sia al cinema che al teatro. Hai interpretato grandissimi classici del teatro, tu ce n'è uno in particolare, uno spettacolo in particolare che ti è rimasto dentro al cuore, che ti piace interpretare? Ce ne sono più di uno. Quello a cui tengo molto è il Così e se vi pare. È stato uno dei lavori più impegnati per me in giovinezza e mi è rimasto dentro. Il signor Ponza, questo ambiguo personaggio assieme alla signora Frola, è l'ambiguità della nostra mente, questo uomo solo, anche lui, solo come lo intende Pirandello ovviamente, giusto? Solo con se stessi, no,
non basta essere soli con se stessi, si è soli quando si è dal di fuori e si vedono vivere gli altri in una certa maniera, capisci? Che cos'è per te il teatro? Ma sai, per me ormai il teatro è tutto. Ancora auguri. Il nuovo corso della Facoltà di Medicina nella gestione del semestre filtro, se ne parlerà oggi a Sicilia 24 Focus, ospiti di Roberta Lunghi in studio, il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania Alfio Saggio, il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo, il professore Marcello Ciaccio, e la professoressa Ida Milone, prorettrice della didattica dell'Università di Messina. L'appuntamento, lo ricordiamo, 14:30 su Telecolor e in streaming su siciliaweb.it. I vostri messaggi al 342 745 5005. Una breve pausa e poi il calcio. Siamo allo sport, al calcio in particolare. Stamattina conferenza stampa congiunta dei due direttori del Catania, il direttore generale Zarbano e il direttore sportivo Pastore. Hanno parlato di tanto, Torre del Grifo, logo, ma anche recente mercato. Allora sentiamoli in questo servizio di Marco Carli. Il punto del lavoro fatto finora, soprattutto sul mercato, ma anche inevitabilmente lo sguardo rivolto al futuro con tappe importanti come Torre del Grifo e il logo. Il direttore generale e il direttore sportivo del Catania partono dal metodo, lo fa Zarbano. Nessuna rivoluzione, dice, ma chiarezza dei ruoli. E sull'avvio fulminante specifica, siamo solo all'inizio. Si parla anche di cifre, dopo i numeri dello scorso bilancio con le perdite, poi ripianate dalla proprietà. Quello che io dal 30 giugno 2025 è un bilancio che è comunque in perdita, perdite che sono state coperte dall'azionista. Nonostante questo però, in questa sessione di calciomercato abbiamo ottenuto anche un notevole risparmio da un punto di vista economico e finanziario. C'è stato un abbattimento del monte ingaggi che si ripercuoterà nel bilancio del prossimo anno. Torre del Grifo, se sarà assegnato al Catania, ha confermato che si partirà dalle esigenze della prima squadra. I campi, dunque. Sul logo, dice Zarbano, richiesta fatta 2 mesi fa ma attesa da parte della curatela. Squadra, Di Tacchio ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Celli, Caturano e Rolfini fanno lavori differenziati. Chiuso il mercato estivo, i rinnovi diventano la priorità. Non tutti i giocatori in scadenza potranno rinnovare, ma si vuole tentare di tenere gli atleti validi che sono in gruppo. Non è scontato che ci possa essere un rinnovo per chi ha scadenza. Un professionista fa il professionista e si comporta da tale fino alla fine. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Fra poco c'è Sicilia 24 Focus con Roberta Lunghi. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.